Bentrovati amici, oggi parleremo di funghi velenosi. Pensate, solo negli ultimi giorni nella sola provincia di Catania ben 5 persone sono finite in ospedale per intossicazione, proprio per aver ingerito dei funghi che non sono commestibili, avevano raccolti nei boschi e questo è il periodo in cui se ne possono trovare tanti, ma attenzione, se non si è esperti è rischiosissimo. Oggi capiremo cosa fare, soprattutto dei diversi servizi che l'ASP di Catania ha attivato gratuitamente proprio per non solo i cittadini ma anche per i professionisti del settore. Vi presento subito il nostro ospite, il dottor Giuseppe Bonaccorsi, che è tecnico di prevenzione e micologo dell'ASP di Catania. Quali sono i funghi che in questo periodo hanno creato questi problemi alle persone? Intanto io voglio ringraziare a nome mio, dei colleghi micologi dell'ASP di Catania, del direttore del Dipartimento di Prevenzione che è l'ingegnere Leonardi e della dottoressa Alonso che è il responsabile dell'ispettorato micologico, perché ci ha dato appunto l'opportunità di trattare questo argomento che in questo periodo purtroppo è un argomento che crea ben molti problemi alla cittadinanza. Allora, per quanto riguarda le ultime intossicazioni dei giorni scorsi, in pratica è stato consumato un fungo che negli ultimi 3 o 4 anni è molto ricorrente e ha determinato non poche intossicazioni appunto nelle tavole dei catanesi. Un fungo che si trova dove? Nei boschi? Questo è un fungo che cresce prevalentemente sui terreni praticoli. Quindi sui prati? Sui prati. E purtroppo è molto simile a un fungo che viene raccolto con molta frequenza, che è il classico Fungium capidinum, chiamato la Macrolepiota procera, che è un fungo molto ricercato, che ha delle belle caratteristiche organolettiche. Ecco, stiamo parlando, come si chiama? Falsa mazza di tamburo? Questo fungo, il nome scientifico di questo fungo è Chlorophyllum molybdites, un nome un po' complicato, però purtroppo i nomi dei funghi sono così. Ecco, la regia, già la ringrazio, ci sta proponendo proprio questo video. Ecco, questi sono i falsa mazza di tamburo? Sì, questo fungo in pratica come caratteristiche fisiche ha un cappello che ha le dimensioni della mazza di tamburo, il fungo, quello commestibile. Ha le stesse scaglie sul cappello e poi la dimensione del gambo è altrettanto grande come quella della mazza di tamburo. L'unica differenza che però si manifesta a maturazione è nell'imeroforo, cioè nelle lamelle che sono sotto il cappello. Queste, quando il fungo è giovane, sono di colore crema, così come nella mazza di tamburo. Ecco perché si può confondere con la mazza di tamburo o cappidini, come è stato definito e come volgarmente viene definito. Quando invece questo fungo raggiunge la maturazione, la colorazione delle lamelle si avvicina al grigio verdognolo, ecco da dove il nome di Chlorophyllum, perché appunto assume un po' il colore della clorofilla che è verdognola. Un altro particolare che differenzia i due funghi è nella coloritura del gambo. Nella mazza di tamburo il gambo ha delle zebrature di colore più scuro rispetto al fondo, mentre il Chlorophyllum molybdites non ci sono queste zebrature e quindi il gambo rimane insomma, da quello colore. che sta dicendo il dottore Bonaccorsi stiamo capendo che le differenze ci sono, ma sono talmente sottili che solo una persona esperta, un micologo in questo caso, come il dottor Bonaccorsi, può capire se il fungo è commestibile o no. Cosa succede se si tocca o addirittura si ingerisce un fungo che è velenoso? Allora, solo al tatto si possono avere problemi? Al tatto no, al tatto non ci sono fenomeni di tossicità.
Questo fungo invece, se viene ingerito, determina una sindrome gastrointestinale chiamata di Morgana, che è associata anche a delle manifestazioni che determinano della cianosi alle labbra, alla lingua e alle unghie. In qualche caso c'è anche qualche problema alla pressione sanguigna, ma non sempre. I sintomi quando I sintomi di questo fungo sono a breve latenza, significa dopo circa un'ora, un'ora e mezza, 2 ore circa dall'ingestione. In pratica determinano diarrea, a volte anche sanguinolenta, vomito. Quindi dei sintomi importanti. I sintomi sono importanti e quindi è un fungo che, se ingerito da individui che hanno già delle patologie pregresse, può determinare anche dei problemi piuttosto severi. Certo. Dottore, perché il micologo viene chiamato in ospedale quando c'è un sospetto di avvelenamento da funghi? So che voi micologi siete interpellati e siete chiamati, dovete correre anche voi in ospedale, ci sono i medici che ovviamente danno le prime cure, però hanno bisogno della vostra consulenza. Allora, in pratica in Italia già nei primi anni del 90, nel 93, 95 e 96, sono state emanate delle norme che hanno istituito gli ispettorati micologici e il ruolo del micologo nelle aziende sanitarie. In pratica il ruolo del micologo è quello di determinare eventuali funghi velenosi, e nel caso in cui negli ospedali, nei pronto soccorso, ci sono appunto fenomeni di sospetta tossicità dovuta a funghi, gli ospedali viene comunicato agli ospedali l'elenco dei reperibili di turno, loro chiamano il reperibile di turno che si reca presso il pronto soccorso e cerca di determinare, quando è possibile ovviamente, la specie, il genere e la specie che ha causato l'intossicazione. Perché spesso purtroppo l'intossicato non ha dei campioni, dei pezzi di fungo da cui si può dedurre la natura, e quindi tante volte si deve affidare alla descrizione che viene data dall'intossicato, oppure in altri casi si può ricorrere a un'analisi microscopica, tant'è che nella provincia di Catania è stato attivato anche il laboratorio di igiene che coadiuva l'ispettorato micologico nella ricerca delle amatossine, e quindi può determinare dall'espore il tipo di tossina che ha determinato l'intossicazione. E questo è importante per capire qual è la terapia più giusta in quel caso. Il medico di turno nel pronto soccorso, avendo la determinazione del fungo, di solito chiama il centro antiveleni che consiglia la terapia più corretta per la tipologia di fungo che è stato ingerito. Perché purtroppo i funghi non tutti danno la stessa sintomatologia, ma ci sono delle sintomatologie che sono molto diverse. Ci sono alcuni funghi che danno dei sintomi che sono a lunga latenza, si manifestano anche a distanza di più giorni dall'ingestione. Quindi è difficilissimo pensare che è stato quella domenica o quel sabato in cui magari si è fatto quel tipo di pasto con i funghi. Tra l'altro questi sono i funghi che sono più pericolosi. Nella fattispecie voglio segnalare appunto la Manita phalloides, che è il fungo che per eccellenza pare sia quello più velenoso, che contiene appunto una tossina, una amatossina chiamata amanitina, che si manifesta l'effetto all'inizio con una sindrome gastrointestinale semplice, poi ci sono un paio di giorni di calma e poi esplode nuovamente con un danneggiamento irreversibile alle cellule epatiche. E quindi pericolosissimo, è un fungo volgarmente pericolosissimo. come viene definito?
Questo volgarmente non ha un nome. Ah, quindi il nome è È solo... la manita falloide è il nome classico. E come si presenta questo Si presenta, questo è un fungo a lamelle. Il colore del cappello, che è di dimensioni varie da qualche centimetro fino anche a oltre 15 centimetri. Il colore del cappello è di un bianco che dà delle tonalità verdognole. Poi ci sono delle fibrille sul cappello che lo rendono pressoché lucido. La parte inferiore dell'imenoforo è a lamelle, le lamelle rimangono bianche, nel gambo c'è un anello e alla base del gambo c'è una sorta di umbone chiamato volva. Questo fungo purtroppo a volte viene confuso anche con i cosiddetti prataioli, che hanno Ecco, le la regia stesse... ci sta mostrando questo, che tipo di funghi sono questi. E questo è una manita falloide, tant'è che c'è Quindi la il regia la gambo... ringraziamo perché ha individuato proprio... Sì, il gambo che ha l'anello. Quindi questo fungo è alla base. velenosissimo. Questo fungo è velenosissimo. Comincia a dare dei disturbi, poi questi disturbi sembra che spariscano, ma dopo 2 o 3 giorni invece diventano molto più preoccupanti e addirittura può creare danni irreversibili al fegato. Sì, tant'è che quindi attenzione. L'unica terapia, oltre alla idratazione, perché si perdono moltissimi liquidi dovuti alla diarrea, al vomito, e poi l'unica soluzione per non avere esito letale è trovare un fegato di ricambio. Addirittura, sì, quindi occorre un trapianto di fegato. stiamo parlando addirittura di trapianto di fegato, quindi veramente attenzione, perché ho capito che è un fungo che si può trovare facilmente, quindi attenzione anche ai bambini. Vabbè, è anche vero che i bambini non cucinano e quindi non ingeriscono, quindi attenzione a questo fungo che stiamo vedendo adesso. Io direi di fermarci per avere un breve stacco pubblicitario, poi continueremo a parlare, anche perché è interessante sapere quali sono i servizi che l'ASP di Catania mette a disposizione dei cittadini, ma anche di chi per mestiere raccoglie i funghi. Poi parleremo anche di altre tipologie di funghi. Aspettateci qui, ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci qui, stiamo parlando di funghi velenosi e dei casi di intossicazione che si sono registrati negli ultimi giorni in provincia di Catania per delle persone che avevano ingerito della falsa mazza di tamburo, un fungo velenoso, e un altro che viene definito fungo a pori rossi. Ne stiamo parlando con il dottor Bonaccorsi. Ecco, la regia, che ringrazio, ci sta mostrando proprio il fungo a pori rossi. No, questo non è il fungo a pori rossi. Questo non è il fungo a pori rossi? Questo è un altro fungo del genere Amanita. Ah, Amanita. L'Amanita muscaria. Anche questo è un fungo velenoso che per fortuna non determina i problemi del parente Amanita falloides, anche se determina una sindrome panterinica insieme con l'Amanita panterina, che oltre ad avere una sindrome gastroenterica determina anche delle allucinazioni, quindi è un fungo da tenere molto lontano. Certo, perché alcuni sono veramente belli da Questo vedere, è bello come da vedere. la manita che la regia, ecco, continua a mostrarci, che ci ha mostrato proprio poco fa, sono veramente molto belli, però sono velenosi e possono dare grandissimi problemi. Invece il fungo di cui parlava prima la dottoressa Barbagallo, il Russeddu, ha determinato anch'esso delle intossicazioni negli ultimi periodi, negli ultimi anni, da tempo comunque, perché questo fungo, che in Sicilia, nella zona del Catanese, viene utilizzato tantissimo, viene consumato tantissimo, per chi lo conosce ovviamente attua le precauzioni del caso, perché questo fungo contiene una tossina cosiddetta termolabile. In pratica questo fungo bollito per parecchi minuti, oltre 20 minuti a temperatura di ebollizione dell'acqua, perde la tossicità e quindi può essere consumato.
Il problema si pone quando questo fungo viene scambiato per il fratello, per il cugino porcino, quindi Boletus del gruppo Edules, e anziché essere trattato con la bollitura prima della trifolatura o della friggitura del fungo, viene consumato senza questo... Come se fosse un normale fungo porcino, perché si assomiglia molto. Esattamente. E questo fungo, se viene consumato in questo modo, può determinare, anzi determina, dei problemi di natura gastrointestinale molto violenti. Grazie dottore, un'altra domanda. A proposito, scusi se la interrompo, a proposito di questo volevo segnalare che questi funghi, i boleti a pori rossi, fino al 2016 erano inseriti nell'elenco dei funghi che potevano essere consumati e commercializzati nella Sicilia. Dal 2016 un decreto ha tirato fuori dall'elenco di possibili funghi commerciabili e quindi questi funghi non possono essere venduti per nessun motivo. Possono essere consumati dai raccoglitori privati, ovviamente tenendo conto di questa caratteristica di tossicità. Che devono essere bolliti moltissimo. Devono essere bolliti. E ecco, veniamo alla domanda che stavo per porgerle. I funghi invece che noi abitualmente troviamo nelle catene di distribuzione, quelli imbustati, possono tranquillamente essere consumati, insomma il consumatore può stare sereno, tranquillo, bisogna attuare delle precauzioni. Tutte le aziende che nel campo dell'alimentazione trattano prodotti di natura di funghi sono dotati all'interno della struttura di personale che ha l'attestato di micologo e pertanto i funghi dovrebbero essere controllati e hanno la certezza di essere controllati. Si ha la certezza. Perché ormai le aziende lavorano funghi secchi, funghi surgelati, funghi sott'olio. Esatto. Quelli possiamo stare tranquilli perché sono stati controllati, insomma non si ha alcuna problematica a riguardo. Veniamo invece ai servizi che l'ASP di Catania ha per tutti, per i cittadini, ma anche per chi fa questo di mestiere, quello di raccogliere e vendere i funghi. Allora, l'ASP di Catania, premetto e voglio ricordare piuttosto che giorno 24 prossimo, quindi martedì prossimo, si terranno gli esami per assegnare gli attestati di raccoglitori a uso commercio dei funghi, che si svolgeranno alla sede del Dipartimento di Prevenzione di Cerza. Le domande devono pervenire entro il giorno 20 e tornando alla domanda della dottoressa, l'azienda ASP di Catania, per quanto riguarda l'ispettorato micologico, oltre a offrire questo servizio di rilascio dell'attestato di raccoglitori a uso commercio, quelli per esempio che troviamo ai bordi delle strade, ecco, quelli che sono ai bordi delle strade, i venditori di questi funghi che devono avere l'attestato rilasciato appunto dall'ASP, dall'ispettorato micologico, devono essere obbligatoriamente certificati. Oltre il venditore, oltre ad avere l'attestato, comunque prima di vendere i funghi deve chiamare o deve andare dal micologo dell'ASP e fare certificare i funghi. Il micologo, controllati i funghi, controllato lo stato dei funghi, perché potrebbero anche essere con delle larve e altro, autorizza la vendita e assegna la scadenza con data e ora di ultimo consumo. Quindi questo è importantissimo, lo dobbiamo specificare. Quando di domenica, insomma nei giorni festivi, ci si mette in auto e incontriamo, spesso succede, no? Vicino ai boschi, dei venditori di funghi. Queste persone, se hanno raccolto dei funghi, questi venditori, non possono venderli solo perché li conoscono, sono sicuri. Viene rilasciato un certificato di commestibilità. Intanto loro devono avere un attestato che possono vendere. E loro possono vendere e raccogliere soltanto i funghi per i quali hanno l'attestato. Se l'attestato li autorizza a raccogliere solo i porcini, loro possono raccogliere solo porcini. E così via.
E quindi il consumatore deve Il consumatore deve badare che i contenitori dove vengono proposti i funghi in vendita abbiano un tagliando su cui è scritto il micologo che ha fatto l'ispezione, il genere e la specie del fungo che è posto in vendita. Quelli sono dei porcini. Esatto. Quelli sono dei porcini questi sono buoni da mangiare. Che possono essere consumati anche e possono essere venduti solo da chi è stato abilitato a vendere a raccogliere e vendere porcini. Quindi se trova per sua fortuna, diciamo, funghi commestibili, ma di altro genere, di altra specie, non li può porre in commercio. Al limite se li può portare a casa, se lui è tranquillo che quel tipo di fungo si può mangiare. Un altro servizio che i micologi dell'ASP offrono ai cittadini è la determinazione per uso personale, ovvero i raccoglitori occasionali che vanno a raccogliere funghi, che non hanno tanta dimestichezza con la conoscenza di questi funghi. È opportuno, io consiglio, è obbligatorio, che vadano in uno degli ispettorati micologici, in una delle sedi degli sportelli micologici, a fare determinare appunto questi funghi. E sono aperti a proposito di questo, quest'anno l'ispettorato micologico ha creato gli sportelli alla sede centrale del Dipartimento di Prevenzione, che è a Cerza San Gregorio. Poi c'è un altro punto, sempre in città a Catania, che è al Viale Vittorio Veneto, presso la sede dell'Igiene Pubblica. Poi in provincia abbiamo una sede a Caltagirone, un'altra a Mascalucia, un'altra a Paternò e un'altra a Bronte. E anche a Gravina di Catania. Che è a Mascalucia comunque, sì. E quindi i micologi che mettono in vendita i funghi non hanno scuse per dire non c'era l'ufficio, lo sportello micologico. Possono recarsi in una di queste sedi e troveranno sempre qualcuno che è messo lì apposta per determinare. Ah, dimenticavo, c'è anche lo sportello di Giarre. Sì. C'è anche lo sportello di Giarre. Quindi, ricapitolando, c'è la sede di San Gregorio, quella di Cerza, in via Tevere 39, poi c'è Viale Vittorio Veneto, poi in Viale Vittorio Veneto a Catania, poi c'è a Bronte, Paternò, a Giarre, a Caltagirone e a Mascalucia. E a Mascalucia, esattamente. Ecco, e se una famiglia che non ha nessun attestato ovviamente, però facendo una bella passeggiata in un bosco, trova dei funghi, può venire da voi? Può venire da noi, possiamo mangiarli? I funghi devono essere portati nella loro interezza, Tutti. Non posso portare dei frammenti di fungo. O solo uno. Perché si devono determinare tutti, e il micologo che è di servizio completamente gratuitamente fornisce un certificato di determinazione che autorizza al consumo questi funghi. Esistono alcuni funghi che sono inseriti nell'elenco di funghi commestibili che hanno delle caratteristiche che devono essere bolliti, per esempio i chiodini, l'Armillaria mellea, vengono avvisati anche di queste caratteristiche specifiche di questi funghi e quindi hanno la sicurezza di poter consumare questi funghi e non incorrere a rischi di intossicazione, che peraltro sono molto fastidiose. Mi sembra molto bello, perché non solo dite sì, si può mangiare, si può consumare, si può cucinare, ma dite anche come cucinarli, esattamente. Perché ci sono dei funghi che devono essere cotti a lungo e in quel caso si è in sicurezza. Un'ultima cosa, tante persone pensano che magari mettendo nell'acqua di bollitura o cucinandole con dell'aglio, insomma ci sono tante dicerie. Queste dicerie sono false, il gatto a volte non muore e l'aglio non diventa nero, o diventa sempre nero, perché l'aglio, se viene cucinato, prima o poi diventa nero. Ah, quindi non c'entra niente. E quindi non c'entra questa del gatto non la sapevo. Cioè sì, alcuni danno da mangiare il fungo al gatto, se il gatto non muore si possono... Poverino. E invece i gatti sono più resistenti. Il gatto ha un apparato digerente che è diverso da quello dell'uomo, quindi potrebbe anche resistere al fungo. Ecco.
Certo, e poi perché mettere A repentaglio la vita del gatto. il gatto, poverino. Va bene, penso che siamo stati abbastanza espliciti nel dare i consigli giusti a quanti ci stanno ascoltando. Ringrazio la regia, Gaetano Marano, Ottavio Longo, Angelo Pandolfo. Qualcuno ci sta telefonando adesso, probabilmente vorrà dei consigli, magari appena chiudiamo la trasmissione glieli diamo. Grazie per averci seguito fin qui, alla prossima.